Con questo giuramento 21 allievi e allieve dell'86esimo corso nazionale sono diventati vigili del fuoco. Un giuramento digitale con la caserma provinciale di Treviso in collegamento con gli altri centri di formazione del resto d'Italia. È stata la prima volta di un giuramento diffuso alla presenza del Ministro dell'Interno fisicamente alle Capannelle di Roma e del prefetto di Treviso nella sede di via Santa Barbara con le altre autorità locali. Era una cerimonia di necessità ma molto toccante e che direi molto sentita, anche se i ragazzi ovviamente non avevano l'affetto dei familiari come sarebbe stato se avessero giurato a Roma. Contrariamente agli altri centri, a Treviso non ci sono state allieve. Per questo il prefetto spera presto anche in Veneto in una maggiore presenza femminile. È un destino ormai segnato, anche qui ce ne saranno sempre di più come è avvenuto in altre professioni. Sugli spalti a sostenere i nuovi arrivi anche i veterani e qualche neopensionato che ha passato il testimone come Sergio Zambon per quasi 40 anni tra acqua e fuoco. Un riconoscimento importante per la sede provinciale dei Vigili del Fuoco, dove si sono addestrati gli allievi provenienti da tutto il Veneto. Federico Talato. Da dove? Da Piove di Sacco in provincia di Padova. Perché hai scelto di fare il pompiere? Perché ho scelto di fare il pompiere? Perché l'ho sentito dentro. Anni? 32. Andrea Nonnato, Da dove? Cavarzere, provincia di Venezia. Perché hai scelto di fare il pompiere? Ma l'occasione per poter essere d'aiuto e aiutare gli altri credo sia una cosa che fa parte un po' di tutti noi e con i Vigili del Fuoco c'è questa possibilità. Senti, ma non ha un po' paura, no? Ah sì, certo, ma questo forse ci aiuta comunque ad affrontare meglio e più in sicurezza quello che cerchiamo di fare tutti i giorni. L'istruttore è quello col casco rosso, buongiorno. Senta, com'era qua la squadra? È un bel gruppo e come posso testimoniare di persona, questi ragazzi credono nel Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco e credono in questa divisa, sono fieri di loro.